è assolutamente, come dire, ovvio e condivisibile, credo in generale, che la scuola debba ripartire in presenza, perché questa è la modalità con cui si costruisce un rapporto positivo fra docenti e alunni. Questo è un punto fondamentale. Ovviamente rimane sempre sullo sfondo la preoccupazione di una, come dire, di una crescita, insomma, verticale del picco pandemico. Questo è un problema, insomma, non è che possiamo far finta che non stiano succedendo delle cose preoccupanti nel nostro paese, cioè, nel senso che la soglia di allarme comincia, come dire, ad essere abbastanza importante. Io penso che le difficoltà, insomma, tante difficoltà che si incontrano, nel rimettere in moto, insomma, in sicurezza la macchina scolastica, dipendono anche dal fatto che per decenni di fatto si sono trascurati sia gli investimenti nell'edilizia scolastica. Gran parte dell'edilizia scolastica è, come dire, antecedente addirittura agli anni 70, e anche il fatto che si è ridotto di molto il numero degli insegnanti, aumentando il numero degli alunni per classe. Io credo che la cosa positiva che potremmo, come dire, riuscire a realizzare dentro questo elemento comunque critico, insomma, dell'esistenza del nostro paese nella scuola è il fatto di riportare, e questo ovviamente richiede investimenti sia dal lato della logistica e dell'edilizia, sia dal lato del personale, il rapporto fra insegnanti e alunni in una dimensione tale che l'attività scolastica sia più produttiva, insomma, che portare classi con 30 alunni sono evidentemente Che disastro. molto difficili da gestire. Ridurre il numero di alunni per classe, aumentare gli edifici scolastici, poi voglio dire, la polemica sui banchi a rotelle o sul plexiglass mi paiono, insomma, polemiche abbastanza, come dire, sì, va bene, insomma, poco importanti, insomma, rispetto alle questioni strutturali invece che vanno affrontate. Ma questo è il punto fondamentale. Cioè, io credo che il sindacato svolga il suo ruolo e non mi pare che il sindacato degli insegnanti, oppure una parte significativa dei sindacati degli insegnanti, abbiano tratti corporativi, cioè nel senso che obiettivamente difendono la condizione dei lavoratori della scuola, di tutti i lavoratori della scuola, ma mi pare che facciano anche, come dire, un ragionamento sull'importanza della scuola come istituzione portante del nostro paese. Le preoccupazioni del sindacato mi paiono preoccupazioni fondate, insomma, cioè io penso che una dialettica sia giusta e necessaria. Più il sindacato preme perché ci sia la ripresa in partenza in condizioni di sicurezza, in condizioni di un rapporto fra docenti e alunni che sia compatibile sia con la necessità dell'insegnamento qualitativamente importante, sia della sicurezza, mi pare che sia, come dire, il fatto che fanno il loro mestiere, cioè mancherebbe altro. Cioè, io penso che il sindacato debba mantenere tutta la sua autonomia politica rispetto al governo e quindi agire secondo una logica che deve essere assolutamente quella della difesa degli insegnanti, ma anche degli operatori scolastici, ma dentro un quadro anche di ragionamento sull'interesse generale collettivo.